Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Analisi e prospettive della politica oggi malata di protagonismo nell'incontro a Mendicino con Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano, che ha presentato il libro Spiritualità e politica. La politica come palcoscenico e non come servizio, la metamorfosi dell'amministrare nei piccoli paesi come nelle grandi città, l'analisi lucida di un sistema che non è più riflessione e progetto, ma si è trasformata in spettacolo e social. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, ospite a Mendicino, descrive la realtà di leader e partiti. Oggi abbiamo una politica non credibile, non autorevole, autoreferenziale, direi narcisistica, non più impegnata per i beni comuni, ma per il bene di qualcuno. C'è una politica asservita alle grandi lobby. Dobbiamo distinguere in politica la mediazione dal compromesso. La mediazione è un fatto estremamente positivo, perché cerca di trovare le convergenze, no? Per il bene di tutti, per i beni comuni. Invece il compromesso è sempre comunque al servizio di qualcuno. L'occasione è la presentazione del libro dal titolo Spiritualità e politica, pagine in cui c'è la rilettura di alcune esperienze e di nomi legati ad epoche diverse della storia nazionale: Aldo Moro, Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti. Nell'auditorium l'attenzione dei sindaci e degli esponenti istituzionali è alta. C'è una crisi della politica che è devastante, una politica incapace anche di reagire alle grandi sfide che stanno dinanzi a noi. Allora ad un certo momento mi sono reso conto che bisognava rilanciare la politica come mistica arte. L'espressione mistica arte non è mia, ma di un grande teologo del Concilio Vaticano II, Jean-Baptiste Metz, che dice che una forma mistica della vita è proprio la politica, perché dopo la grande crisi delle ideologie, dopo le grandi narrazioni, la morte delle ideologie, ci rendiamo conto che la politica è l'unico strumento per poter cambiare oggettivamente, no, le cose. Fuori da ogni equivoco il vescovo chiarisce: è questione di metodo e non di nomi. Io rispetto la laicità della politica, rispetto l'autonomia della politica, rispetto i governi, rispetto la governabilità laica della politica, però io come cittadino, anche come credente, anche come pastore di un popolo, mi sento responsabile di dire la mia su queste grandi questioni.